Raffiche di vento di scirocco e pioggia battente si sono abbattuti ancora una volta sul litorale veneziano provocando danni. La zona est di Jesolo è sotto stretta osservazione. Una situazione, ahimè, consolidata che si ripete periodicamente tutti gli anni in varie parti della stagione. Ormai non più neanche così concentrati in momenti precisi, ma basta un po' di vento di scirocco che in particolare la zona della Pineta, quella più colpita dal problema dell'erosione, subisce un grave asporto di sabbia dovuto appunto alle mareggiate causate soprattutto dai venti di scirocco. La perturbazione, infatti, come ha spiegato il presidente di Federconsorzi Jesolo Facco, sta incidendo nella zona della Pineta per circa 2 chilometri, ma non è ancora possibile stabilire l'entità del danno provocato dalla mareggiata. Al momento però si presume possano essere stati asportati non più di 5.000 metri cubi di sabbia. Non è tanto il danno in sé misurato, è il ripetersi di queste situazioni, 5.000 metri cubi una volta, altri 10 un'altra, l'apporto di fiumi è sempre più scarso, il risultato è che la spiaggia è sempre più corta. Abbiamo deliberato nell'ultima giunta l'ennesimo intervento di ripascimento manutentivo da parte dell'amministrazione comunale con un ammontare di oltre 500.000 euro, per 567.000 euro per uno spostamento di sabbie più che un ripascimento vero e proprio tra sabbie derivanti dalla zona centrale e sabbie che riusciamo a recuperare grazie a qualche cantiere. Le prossime ore saranno determinanti per un bilancio dei danni.